legge del Presidente. Si tratta dell'articolo 25 della legge regionale 2/2006. È una linea di finanziamento definita con la legge finanziaria del 2006 che quando è stata costruita aveva un'ambizione ben precisa, e cioè quella di finanziare infrastrutture strategiche per sponsorizzare il marketing territoriale della nostra regione. Nel 2006 il legislatore regionale ha detto: siccome crediamo nella immagine turistica della nostra regione, siccome pensiamo di dover attivare politiche innovative di marketing territoriale che necessitano di infrastrutture, ci inventiamo, costruiamo questa nuova linea di spesa. Peccato che da allora quella linea di spesa non è utilizzata in maniera organica dentro la programmazione dell'assessorato del turismo, dell'assessorato delle infrastrutture. È una linea di spesa che, per ragioni a me ignote, qualcuno me lo spiegherà, è stata assunta direttamente dalla Presidente della Regione, che dice: i soldi dentro quella linea di spesa sono miei e me li spendo come voglio io. E la missione, il programma e il capitolo che erano stati indicati dal legislatore regionale nel 2006 per quella linea di spesa sono relativi, e non devo rendere conto a nessuno, tantomeno alla Giunta, di come spendo quelle risorse, che a me va benissimo, è fisiologico e anche forse giusto che un presidente di regione come un sindaco abbia delle risorse che decide lui come spendere sulle operazioni che ritiene strategiche. Ma allora ce la dovete raccontare così, non spiegarci che è una legge che noi finanziamo per i grandi eventi, per il marketing territoriale, quando invece è una legge con cui il Presidente Zaia finanzia le cose che interessano a lui. E allora di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Io sono andata a vedere negli ultimi anni, per carità, il Presidente nel 2021, per esempio, per 260.000 euro, senza che questo Consiglio dicesse niente sul punto, senza che la Giunta dicesse niente sul punto, ha deciso, per esempio, che gli interessava finanziare i siti UNESCO. E quindi ha detto: sai che c'è? Ho 260.000 euro, li spendo per i siti UNESCO. Sai che c'è? Li spendo per finanziare iniziative editoriali che promuovano le Olimpiadi. Che va benissimo, ma sta dentro quale lettura? Quale missione di promozione territoriale? Quale cornice generale? Sai che c'è? Do un incarico a Veneto Innovazione per promuovere i grandi eventi che piacciono al Presidente, le Olimpiadi, le colline del Prosecco. Gli dà un sacco di soldi a Veneto Innovazione, che fa una bella campagna pubblicitaria sulle belle idee che ha avuto il Presidente. Faccio una ricerca, qua non ho capito cosa c'entra con la promozione territoriale e le infrastrutture, do decine di migliaia di euro alla Fondazione Nord-Est perché mi faccia una ricerca per capire le ragioni per cui i giovani veneti emigrano, che va benissimo, ma cosa c'entra con quella linea di finanziamento? Niente, ma è un'idea che ha avuto il Presidente. Faccio il concorso perché gli youtuber, i canal, facciano come gli ambasciatori del Veneto. È bella, come carina, la finanzio così e non devo mica rendere conto al Consiglio regionale. Ho la mia borsetta personale, mi sveglio la mattina, mi invento che Canal deve fare la promozione del Veneto, non è che chiedo all'assessore al turismo se quello che dice Canal, dico Canal perché non so neanche chi è coerente con l'immagine turistica del Veneto, perché se schei mi faccio quello che voglio, sono il Presidente, cioè, no? Le iniziative editoriali sulle Olimpiadi, pregevolissime, ma stanno dentro la rendicontazione delle spese per le Olimpiadi? O come sempre sono spese extra di centinaia di migliaia di euro che non contano nella contabilità delle Olimpiadi? Ma siccome il Presidente è un fan delle Olimpiadi, usiamo queste risorse per le Olimpiadi. E ora, siccome il fondo
era di 260.000 euro nel 2021, 800.000 nel 2022, per arrivare oltre a 1 milione di euro quest'anno, con i 300.000 euro che ci mettete con questa nuova manovra di assestamento. Siccome, Assessore, giustamente lei ogni volta che noi avanziamo pretese ci dice non ci sono soldi, la Regione del Veneto e il Consiglio regionale, se è tanto, per un anno intero ha 60 milioni da spendere liberi. E noi 50 abbiamo 60 milioni e litighiamo su ogni legge regionale. Presidente, 1 milione per fare il marketing territoriale e le infrastrutture, cioè gli youtuber che spiegano quanto sebeo il Veneto, perché ovviamente tutto è rigorosa lingua veneta. A me non sembra proporzionato 60 milioni per tutti noi e 1 milione per il Presidente, che mi andrebbe pure bene se fosse raccontata per quella che è, cioè la legge del Presidente. Allora, il Consiglio regionale dice che 1/60 di tutto quello che abbiamo a disposizione, siccome ci fidiamo, lo diamo al Presidente, che si diverte, che è convinto delle Olimpiadi, del Prosecco, degli youtuber e di cos'altro. Nel frattempo noi ci barcameniamo con i soldi che non ci sono mai per la pesca, vedo in ordine, per la cultura, per le infrastrutture, per la protezione civile, quelli non ci sono mai, però il 1 milione di euro in un anno per il Presidente c'è. Bene. Ora io vi chiedo, ma è davvero così che si fa? Cioè, ma è davvero, non dico neanche il modo di programmare le iniziative di marketing territoriale, ma davvero vi sembra serio che possiamo delegare al Presidente della Giunta, che peraltro venisse qualche volta in questo Consiglio regionale a spiegarmi come lo usa quel 1 milione di euro? Non c'è nessun altro Presidente d'Italia che ha una percentuale di assenteismo dal Consiglio regionale di cui è Presidente come il nostro. Io sono in questo Consiglio regionale dal 2020, 20, 21, 22, 23, 4 anni, l'ho visto 4 volte, però ho 1 milione di euro dei soldi nostri da spendere. Boh, a me non sembra proprio serissimo e non ci viene detto niente su come li spendo.